parola di oggi è pittima, che non sembrerebbe una parola che abbia attinenza con il contagio, con le pestilenze, invece sì, perché all'origine la pittima è un termine medico che viene dal greco epithema, che vuol dire letteralmente impiastro, qualcosa che si mette sopra, un medicamento fastidioso, doloroso. E quindi è abbastanza ovvio che la pittima medica sia passata a definire una persona fastidiosa, che non si sopporta. Un'altra cosa che si può dire della pittima è che era anche un mestiere. Fare la pittima era una sorta di impiego pubblico sia a Venezia che a Genova, non a caso due città in cui era importante il commercio, il denaro era importante. La pittima era una persona pagata per andare a ricordare a qualcuno che aveva in giro debiti che doveva soldi a questo o a quello e non poteva essere toccata, era protetta dallo Stato. Ma che pittima! Tasi su una stianta!